Guardate, 35 anni in politica, ne ho viste di campagne elettorali e ne ho fatte, però consentitemi davvero, senza retorica, qui mi sento in famiglia, vicino a degli amici cari fraterni, di dirvi che forse questa è la più bella presentazione di un candidato in questi 35 anni. Giuliano. Perché ti presenti per quello che sei, senza assolutamente quella spesso anche necessità che si avverte in politica di ricorrere alla facile promessa, al faremo, saremo, vedrete. Tu hai detto delle cose con una semplicità, ma con una e di una profondità che davvero io penso che per dare una risposta alla domanda che ti ha posto Roberto, ma chi te l'ha fatto fare? Ecco, io penso che la risposta sia proprio in quella qualità che tu porti ad una politica che spesso è quella che allontana la gente, e tu con la tua semplicità, serietà, con la ricchezza di contenuti che sai dare, questo è il modo per far tornare la politica vicino alla gente e la gente vicino alla politica. E quindi questo è un grazie di cuore, è un grazie che io ti faccio, Giuliano, perché sai, Roberto, io mi sento responsabile della candidatura di Giuliano, lo dico pubblicamente. Noi abbiamo candidato nella nostra lista 3 uomini e 3 donne per assicurare e giustamente e garantire la parità di genere, e le candidature sono nate nel modo che si conosce, le persone si propongono. Io però avevo, ma a dir la verità lo possiamo dire, non da oggi, l'idea che Giuliano, uomo di spettacolo, uomo di cultura, delle nostre tradizioni popolari, che sa portare al pubblico vasto della televisione, dei palcoscenici nelle nostre comunità. Io avevo già questa idea, ma non perché una lista abbia bisogno di qualcuno per essere riempita, perché ci deve portare i numeri. Questo ce lo siamo detti. No, perché io penso che la politica abbia bisogno di qualità. E allora la candidatura di Giuliano è stata da me chiesta e sollecitata, e dopo un travaglio, questo lo dobbiamo dire, perché non è stato neppure semplice per Giuliano dire sì, dopo davvero una interlocuzioni, riflessioni che abbiamo fatto assieme, proprio perché la politica non sia sempre vista come qualcosa che devono fare gli altri, ma ha saputo interpretare il senso vero, e cioè che dobbiamo essere noi, ciascuno di noi, tornare ad essere protagonisti e tornare ad essere gli autori anche di quello che sarà il futuro della nostra isola. E allora ecco perché con generosità si è messo a disposizione di questo progetto, ed è la ragione per la quale io oggi mi sento anche pubblicamente con il sostegno. Io oggi ero a Patada per fare campagna elettorale, ho avuto la graditissima sorpresa di un collegamento telefonico con Antonio Tajani, il nostro segretario nazionale, era presente Paolo Barelli, ai quali io ho detto una cosa molto semplice nella interlocuzione che c'è stata. Badate, se il nostro partito deve posizionarsi nello scenario nazionale e anche regionale, dobbiamo cercare di cambiare completamente rotta. L'ho detto partendo da questa autocritica, cioè la politica deve tornare tra la gente e per la gente, e nessuno pensi che l'apporto che soprattutto i nostri territori periferici, le zone interne, danno per
come io mi auguro, la vittoria del nostro schieramento possa essere poi relegato, ma noi vogliamo a Cagliari tornare a contare ed essere protagonisti. Ed è la ragione per la quale, caro Giuliano, io mi auguro, e hai tutto il mio sostegno, che il 25 tu possa essere eletto consigliere regionale per rappresentare il nostro territorio, ma soprattutto per dare voce ad una categoria che non è sempre nell'agenda della politica regionale. E dunque io penso che il successo che gli amici che sono impegnati a sostenerti sarà, ma non come ricompensa del Do to Des, ma sarà il suggello di quella passione che tu stai dimostrando in tutte le cose che fai, perché noi avanzeremo in maniera chiara la richiesta di un assessorato in giunta regionale che rappresenti questo territorio e perché no, io mi auguro, Giuliano, che tu possa portare la voce dei tuoi colleghi, che tu possa lavorare per valorizzare le nostre tradizioni artistiche, il canto, il ballo, tutto ciò che è spettacolo e cultura, tutto ciò che è tradizione. Io penso che, lo dico pubblicamente perché sai che io non mi nascondo dietro un dito, sai che io cerco di essere sulle cose, sugli impegni che assumo, uomo di parola, e ripeto, siccome la politica ha bisogno di qualità, io sono davvero orgoglioso di averti in squadra e sono certo che tu saprai fare davvero la differenza.